Ciao! Oggi vi presento una chicca e una perla della pasticceria siciliana. Vuoi saperlo cos'è? È la mitica e unica brioche Q-Tuppo, la vera ed originale. Come si fa? Dai, vieni con me a sporcarti le mani. Seguimi. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa. A brioche, o burro, o la bisso mai. Manco sape so che è un burro. Andiamo a vedere gli ingredienti. Bene, eccoci qua, andiamo a vedere gli ingredienti. La nostra farina, latte, zucchero, uova, sale, lievito di birra, tuorlo e latte mischiato per spennellare. Ultimo, ma non ultimo, lo strutto. Vi avevo detto che la brioche siciliana il burro non l'aveva mai visto in vita sua. Bene, vi spiego il motivo. Noi abbiamo ereditato questo dolce dai francesi, dominazione. I siciliani, il popolo povero, ha sostituito moltissimi dei prodotti ricchi con prodotti poveri. Nello specifico ha sostituito il burro, che è tipico della brioche francese, con lo strutto. Questo ha favorito una duplice funzione. Una è quella innanzitutto della durata. Una brioche siciliana rispetto alla brioche classica ha una durata nel tempo pari al doppio. Se la brioche classica dura 1-2 giorni, sempre ben confezionata in sacchetti di cellophane sigillati, la brioche sicula, grazie allo strutto, ha una durata quasi di 4 giorni. Quindi per 4 giorni mantiene la sua morbidezza. Altra cosa molto importante è che è in sapore, quindi quando noi andiamo a mangiare la brioche siciliana non avvertiremo quel senso di pesantezza, di eccessivo gusto di burro in bocca. Sarà proprio come mordere una nuvola, quindi ne favorisce ovviamente un maggiore uso. Faccio un esempio spicciolo: se di una brioche francese già alla seconda comincia ad esserne sazio e soddisfatto, con quella sicula te ne può mangiare 4 o 5 senza problemi. Sempre occhio alla panza. Fatta questa piccola premessa, adesso andiamo a inserire i nostri elementi nelle nostre impastatrici. Benissimo, allora procediamo alla prima fase. Io metto le uova in una bacinella, zucchero e un po' del nostro latte. Non tutto. Mi raccomando, il resto ci servirà durante l'impasto, la seconda fase. Ecco. Poi, con una frusta, cucchiaio, una marisa, quello che più vi aggrada, amalgamate bene bene il tutto. All'interno c'è anche il lievito, così cominciamo ad attivarlo. Verso nella mia impastatrice il composto che ho appena miscelato. E poi in un solo colpo inserisco tutta quanta la farina e facciamo andare per un paio di minuti. Trascorsi un paio di minuti inseriremo la restante parte del latte, piano piano, il nostro sale e facciamo andare ancora per qualche minuto. Quando l'impasto comincerà ad incordarsi, inseriremo il nostro strutto. Adesso che la nostra pasta si sta incordando, andremo ad inserire in 4-5 volte il nostro strutto. Questo è il nostro impasto, bello elastico, umido. Facciamo un paio di pieghe. Così, così. Così, e togliamo un po' la farina in eccesso e passiamo alla fase della pirlatura. In questo modo ok,
controllo infarinato, siamo dentro, pellicola e ci vediamo al raddoppio della pasta. A dopo. Sono trascorse le nostre 3 ore ed ecco qua la nostra pasta triplicata. Fariniamo un po' il nostro banco da lavoro, stendiamo la nostra pasta, facciamo un paio di pieghe. Bilancia e facciamo pezzature di 85 grammi a brioche più 15 grammi per il tuppo. Stessa identica cosa andremo a fare per il tuppo, pezzature da 15 grammi che poi andremo a pirlare e vi farò vedere come si inserisce all'interno delle piccole pieghe. Vediamo la farina superflua che c'è sul banco, altrimenti non favorisce lo scivolamento della pasta. Cominciamo a formare delle piccole palle facendo roteare il pezzo di brioche tra la mano e il banco. Il passaggio deve essere pollice e mignolo. Facendo una lieve pressione sentiremo che la palla tenderà a venire su. Fatta questa operazione, abbiamo già una piccola sfera turgida, cominciamo la pirlatura. Mettiamo la palla in avanti e dobbiamo fare passare la parte inferiore della nostra mano da metà 3/4 di palmo fino al mignolino, tirandola a noi, inclinando leggermente la mano, così, così, così. Ve la faccio vedere. Questa è l'operazione. Facciamo finta che questo qua è la base di marmo, incliniamo un po' e tiriamo a noi fino a quando non avremo una bella palla turgida. Prendiamo un'estremità, la allunghiamo leggermente in questo modo perché ci servirà come micetta per inserire all'interno della nostra brioche. Continuiamo in questo modo a fare la nostra prima brioche. Tutti i tuppi, un dito e scendiamo fino in fondo. Io ho le dita grosse, quindi prima parto con uno, poi faccio il secondo. Pressione fino a toccare la teglia e andiamo ad inserire, prima che si rialzi la pasta, il nostro tuppo. Lo modelliamo e diamo una leggerissima pressione e procediamo così con tutti gli altri. Quindi lo faccio vedere un po' meglio. Prima con un dito, poi inserisco 2 al largo, tocco la superficie della nostra teglia senza forare la pasta, ovviamente, se no la brioche non si alzerà mai. Messo il tuppo a tutte quante le nostre brioche, adesso non ci resta che fare la seconda lievitazione. Andiamo a inserire le nostre brioche nel forno spento con dell'acqua bollente. Questo mi consentirà di formare all'interno del forno un'umidità costante che mi farà aumentare la temperatura del forno intorno ai 30-40 gradi, quindi aiuterà e favorirà la lievitazione, adesso lo distanziamo un po' se no si attacca, la lievitazione delle nostre brioche e sostanzialmente me le idrata. Questo fa sì che si evitano che si formi quella crosticina terribile sulla superficie delle paste lievitate che non consente una buona rispetto al volume di adesso. Ok? Calcolatevi all'incirca un'ora, un'ora e 20, un'ora e mezza massimo. Trascorso un'ora e 25 minuti, questo è il risultato. Sono raddoppiate, belle cicciotte. Adesso le andremo a uscire, le andremo a spennellare con il nostro tuorlo e un po' di latte e poi le andremo nuovamente ad infornare. Andremo ad infornare le nostre brioche a 170 gradi per 5 minuti e poi porteremo
la temperatura a 180 e termineremo così la cottura. La doppia temperatura ci consentirà di a 170 gradi cuocere meglio e più uniformemente la parte interna della brioche e consentirà un'ulteriore lievitazione. La seconda a 180 gradi ci consentirà invece di formare una crosticina esterna e porterà a termine. Proprio fumanti. Diamo un'occhiata sotto per vedere la cottura. Vedete? È cotta. Morbidissima, non si può toccare perché è bollente. Ne prendiamo e le andiamo a mettere su una gratella per evitare che sotto si formi il vapore acqueo, la morbidezza. Che sono ricche di vapore. Guardate che c'è. Soffici, cocuzzolo compreso. Questa è la vera brioche siciliana col tuppo.